del centro vietata ai manifestanti dopo il plauso dei commercianti, l'ok della prefetta, intanto ancora minacce al sindaco Conte da parte dei Novax. Contagi in crescita anche nella Marca, intanto si avvicina al via libera al vaccino anti-Covid per i bambini dai 5 anni, il primario della pediatria di Treviso, il vaccino è sicuro. È stato trovato morto nel feltrino il pensionato di Trevignano, scomparso 2 giorni fa mentre andava a funghi, era scivolato in una scarpata. Da incandescenza brandendo un coltello alla stazione di Lancenigo, treno bloccato e carrozza evacuata, denunciata una donna. Primo consiglio comunale nella nuova amministrazione Chiesa Conegliano, seduta alla Zoppa Sarena per consentire ampia partecipazione. Ancora giornate di fermo per la nuova fabbrica Electrolux, inaugurata solo pochi giorni fa. Il problema è la mancanza di materie prime e semilavorati. 4 novembre anche a Treviso le cerimonie per la festa dell'Unità Nazionale delle Forze Armate. Assenti gli studenti delle scuole e l'inno del Piave per misure anticontagio, ma è polemica. Ben ritrovati con l'edizione di Treviso dei nostri telegiornali. Piazze del centro vietate ai manifestanti, soprattutto in vista del Natale. Dopo il plauso dei commercianti, la decisione del sindaco di Treviso viene accolta favorevolmente anche dalla prefetta Maria Rosaria Laganà. Nel frattempo anche altri sindaci della Marca pensano ad analoghi provvedimenti. Se la piazza è occupata da altri eventi e anche ad esempio dall'affollamento che si può prospettare ad esempio il periodo natalizio, valutare serenamente di far manifestare le persone in altri siti meno affollati è una cosa che si può, senz'altro ci sta. Anche la prefetta di Treviso a fianco del sindaco Mario Conte, che ha proposto di mettere limiti precisi alle manifestazioni no Green Pass, no Vax o altro nel cuore di Treviso. Una proposta sulla scia di quanto deciso a Trieste dopo l'impennata di contagi, che potrebbe estendersi anche ad altre città della Marca come Castelfranco e Conegliano, e caldeggiata anche dai commercianti arrabbiati per le giornate di lavoro perse sabato in particolare a causa delle manifestazioni davanti alle vetrine. Anche la prefetta è favorevole alla decisione di spostare le manifestazioni salvo specifiche situazioni che potrebbero verificarsi con problemi di ordine pubblico. Si tratterà poi di capire se non vi siano eventualmente ragioni di ordine pubblico che in certi contesti possano magari consigliare un approccio più mitigato. E nella giornata del 4 novembre del centenario della tumulazione del milite ignoto, la prefetta richiama il sacrificio di quelle generazioni e all'abuso odierno di termini come libertà. Abbiamo un abuso di certi termini, la libertà privata, basti pensare al fatto di Novara mi pare, in cui addirittura si siano rievocati i lager. Ecco, allora evidentemente la gente non c'era e questo ci sta, non c'eravamo nessuno, però che non abbia percepito la gravità di quei fatti e come quelle disgrazie, anche quel sacrificio ci abbia consentito oggi di manifestare, dire anche liberamente cose che, discutibili, purché rimanga in un ambito di rispetto di tutte le libertà altrui, mi sembra veramente che vada rimarcato. Ecco, veramente non abbiamo il senso del sacrificio, mi verrebbe da dire, quando ci lamentiamo per qualche restrizione che tra l'altro è finalizzata a far sta tutti bene e meglio è anche di non ricadere nelle chiusure economiche e tutto quello che ne deriva. E dopo la decisione di vietare Piazza dei Signori alle manifestazioni, il sindaco di Treviso è stato bersaglio ancora una volta di minacce via social da parte di sedicenti Novax e No Green Pass. Egli reagisce chiamando allo scoperto uno di quelli che definisce leoni da tastiera. Secondo me è meglio che scappi lontano, non manca molto che ti vengono a prendere a casa e fidati, ne godremo come fosse il giorno di Natale. Sei la persona più infima e meschina mai vista. È il tenore di una delle tante minacce arrivate al sindaco di Treviso da quando ha deciso di vietare Piazza dei Signori alle manifestazioni per favorire il commercio nel cuore della città. Tanti leoni da tastiera, come lui stesso ha definito, chi via social gli ha inviato più o meno velate minacce di ritorsione per la decisione presa. Sindaco che non si fa per nulla intimorire, anzi chiama allo scoperto uno degli autori con tanto, sempre che sia vero, di nome e cognome. Questo è Stefano Furlan che mi commenta così su Facebook.
Sindaco che proprio al signore in questione e a tutti gli altri che l'hanno insultato e minacciato fa sapere che un sindaco non può bloccare una manifestazione ma solo indicare dove farla. Esattamente quello che stiamo facendo da un mese, ma i paladini della Costituzione e delle minacce non se ne sono nemmeno mai accorti. Segno evidente che probabilmente queste persone manifestano con il cellulare in mano, dentro sui social network, ma realmente in piazza non sono mai scesi. Poi va diretto al mittente del messaggio appena letto. Invito questo Stefano Furlan, che mi dice addirittura che verranno a prendermi a casa, a venire in municipio a spiegarmi qual è la sua teoria, a spiegarmi qual è la sua chiave di lettura sulla Costituzione e a spiegarmi anche cosa intendeva dire con quel commento pubblico che ora finirà ovviamente alla questura, perché sarà mia cura denunciare questa persona, che però se vuole spiegarmi di persona qual è il suo concetto di libertà, di democrazia e di rispetto, io sono ben contento di ascoltarlo. Ed ora la campagna vaccinale che per la fine dell'anno dovrebbe aprirsi anche ai più piccoli. L'annuncio oggi che ha trovato subito il favore del primario della pediatria dell'ospedale Cafoncello. Quanto ci vorrà? Un mese? Circa un mese, credo, circa un mese. Potrebbe partire già a Natale la campagna vaccinale per i giovanissimi, fascia 5-11 anni. La notizia è diffusa in mattinata dal Presidente del Consiglio Superiore di Sanità Franco Locatelli, che raccoglie e riordina le dichiarazioni del commissario per l'emergenza figliuolo, preoccupato del rialzo della curva dei contagi. Pfizer dunque una dose pari a un terzo di quella comunemente utilizzata per gli adulti. La notizia ha trovato immediatamente l'appoggio dei sanitari. È il miglior vaccino che abbiamo a disposizione. È un vaccino a mRNA molto purificato, non sono virus vivi attenuati, non ci sono vettori virali, è un vaccino eccezionale. Ormai il 30%, 35% dei contagi avvengono in età pediatrica, soprattutto sotto i 12. La dose ai più piccoli diventa il giusto equilibrio tra il contenimento delle infezioni, per Covid solo l'1% dei bambini finisce in ospedale, e la possibilità data ai più giovani di andare a scuola e restarvi. Distanziamento, mascherine e vaccinazioni sono ancora più importanti per il contenimento di tutte le infezioni, soprattutto verso l'inverno. 10-12 ricoveri al giorno in pediatria a Treviso, 220 accessi di pronto soccorso nell'ultimo weekend. È una epidemia. Si presuppone che con l'influenza possa succedere la stessa cosa. 6 mesi, 6 anni è il range entro cui l'influenza prevista per quest'anno può presentare i sintomi più severi. Da qui l'appello anche ai colleghi pediatri del primario trevigiano. Qua bisogna fare rete, essere assieme, parlare, dare un messaggio più possibile univoco, non contraddittorio. Ci sono i pediatri di libera scelta che sono il riferimento. La cronaca ora con la notizia di un grave incidente sul lavoro che si è verificato oggi intorno alle 12:30 nella zona artigianale di Fonzaso, dove un operaio è caduto dall'altezza di 6 metri da una piattaforma semovente. Si tratta di un 59enne residente a Falcade. All'arrivo dei soccorsi l'uomo era cosciente, è stato però sedato ed intubato per essere trasportato con l'elicottero in ospedale a Treviso in prognosi riservata per un trauma cranico-facciale e fratture minuscole alla colonna vertebrale. Ed è stato trovato morto nel Feltrino il pensionato di Trevignano, scomparso 2 giorni fa mentre andava a funghi. Si sono concluse tragicamente le ricerche di Angelo Gallina, l'80enne di Trevignano, del quale non si avevano più notizie da martedì mattina, quando era uscito di casa per andare a funghi e non vi aveva più fatto ritorno. Il corpo dell'anziano è stato rinvenuto nei boschi di Marziai, in comune di Borgo Valbelluna, dove le ricerche si erano concentrate in un'area a cavallo tra le province di Belluno e Treviso. L'anziano era ruzzolato per una 50 di metri in una scarpata, finendo su una stradina sterrata dove questa mattina alcuni boscaioli hanno rinvenuto il corpo senza vita. Secondo le prime informazioni l'uomo sarebbe scivolato in seguito ad un malore. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e gli agenti della questura di Belluno per ricostruire le ultime ore di vita dell'anziano. Angelo Gallina era molto noto a Trevignano, dove per molti anni aveva gestito un'autofficina in via Montebelluna. Grande appassionato di passeggiate in montagna, era solito andare a funghi sul Montello, dove in un primo momento si erano concentrate le ricerche, e nel Feltrino. Stamane il tragico ritrovamento.
E questa notte intorno alle 3 i vigili del fuoco di Montebelluna sono intervenuti con 2 automezzi e una squadra di volontari di Asolo per un incendio di materiale edile accanto ad un condominio di 5 appartamenti in via Ortigara a Cavaso del Tomba. Sul luogo anche i carabinieri di Pederoba. L'incendio è partito da accumuli di scarto di materiale edile depositati all'esterno della ditta di costruzioni. Fortunatamente non è stato necessario evacuare le abitazioni circostanti. Stipati dentro il cassone di un tir sono stati trovati così dagli addetti di una ditta di Nervesa della Battaglia, che immediatamente ha allertato i carabinieri. 5 nepalesi ed un cittadino afghano di 17 anni. Il loro viaggio fino all'Italia sarebbe iniziato a Bucarest. Il conducente romeno per ora pare sia estraneo ai fatti. Di certo dalle indagini dei militari emerge che i 6 avrebbero pagato per arrivare in Italia e che in estate si trovavano già in Romania. I militari dell'Arma hanno constatato come il veicolo presentasse una manomissione del sigillo di chiusura del telone del rimorchio. Subito sono scattate le procedure di identificazione. Tutti i migranti sono in discrete condizioni di salute. Ad oggi risulta aperto un fascicolo in procura a carico di ignoti per tratta di esseri umani. Per il 17enne afghano è scattata la misura di tutela, sarà accompagnato in un centro di accoglienza. I nepalesi saranno invece espulsi. A Villorba ora, dove un treno è rimasto bloccato per una donna che ha dato in escandescenze brandendo un coltello. Si sono vissuti attimi di paura ieri mattina alla stazione ferroviaria di Lancenigo, dove il capotreno ha fatto evacuare una carrozza perché una donna, una 41enne bellunese in evidente stato di alterazione, si stava agitando brandendo un coltello. Il treno regionale Conegliano-Venezia è stato bloccato all'altezza di Villorba, i passeggeri allontanati mentre sul posto intervenivano i carabinieri. I militari saliti sul convoglio hanno convinto la donna a posare a terra l'arma, affidandola poi alle cure dell'equipaggio dell'ambulanza del 118. La 41enne sarà ora denunciata per possesso ingiustificato di coltello. I viaggiatori sono stati fatti risalire. Il traffico ferroviario, che ha subito un rallentamento di circa 20 minuti, è quindi ripreso poco dopo con regolarità. Ancora un incidente lungo la A4, fortunatamente con solo un ferito lieve, ma con immagini, ecco, le state vedendo, davvero impressionanti. È accaduto nel tratto dell'autostrada tra gli svincoli di Cessalto e San Stino di Livenza in direzione Trieste. Un furgone ha tamponato un tir finendo sotto il rimorchio. Il sinistro intorno alle 15:20. Il furgone ha perso del materiale sulla carreggiata. Complicata ancora una volta la gestione del traffico. Lo svincolo in entrata di Cessalto è stato chiuso, i veicoli sono stati fatti defluire lungo la corsia di emergenza. Inevitabili le code, la situazione è tornata alla normalità nel giro di un'ora. Nuove giornate di fermo per la nuova fabbrica Genesi di Electrolux, inaugurata solo pochi giorni fa. Torna il tema della mancanza di materie prime e di semi lavorati. Ecco, dovremmo vedere il servizio. L'azienda in questo momento ci ha fatto solo sapere che non intende ancora aprire la cassa integrazione, questo sono comunicazioni che sono state date e quindi i lavoratori sono stati un po' smistati. Il materiale in questione, nello specifico evaporatori, in una piccolissima parte è arrivato nel pomeriggio. La realtà di Electrolux, maxi polo produttivo diviso tra Milano, Porcia e Susegana, diventa esempio dello stallo produttivo che stanno vivendo migliaia di fabbriche in Italia. Una situazione fotocopia di quella che si verificò ad agosto, quando mancavano l'acciaio prima e microchip poi. Intanto la nuova linea di montaggio 4.0 denominata Genesi, inaugurata poche settimane fa, è già ferma. Dove l'azienda ha investito parecchi soldi e già abbiamo avuto un fermo produttivo di 2 giorni per mancanza della reperibilità del materiale. L'ideale sarebbe appunto di prendere materiale a chilometro zero, perché abbiamo sul territorio aziende che producono. La più famosa è quella che ci ha dato i motori fino adesso, che è l'ACC di Belluno, che rischia di chiudere. Qui ci vorrebbe anche un intervento del governo. Insomma, il materiale in casa ci sarebbe. Destino comune quello del fermo anche per gli altri stabilimenti del gruppo, confermato per la giornata di domani e di lunedì 8. Queste coperte però da cassa integrazione. La notizia arriva nel pomeriggio. A pesare sugli arrivi la protesta dei portuali a Trieste, ma anche i limiti del trasporto. Non è solo un problema di materie prime, è un problema anche di semilavorati,
perché di fatto la produzione industriale italiana si è specializzata su alcuni settori, lasciando poi fuori dalla porta altri settori su cui non valeva più la pena andare a fare produzione, per cui determinati tipi di materiali elettrici, la produzione di acciaio e tutta una serie di semilavorati che ormai sono dati in lavorazione a altri paesi. È anche un problema di relazione tra le aziende italiane e le aziende che si trovano in quei luoghi, perché di fatto, essendo le nostre aziende piccole ed avendo un potere contrattuale ridotto rispetto ad aziende più grandi e più strutturate, vengono messe in coda rispetto alle altre. Da 6 a 14 mesi di attesa per molte piccole e medie imprese, denuncia Confapi, manca la capacità di integrare la filiera e di fare magazzino. Intanto, nemmeno oggi pomeriggio sono arrivati i tir a Susegana. A Conegliano ora primo consiglio comunale della nuova giunta guidata dal neoeletto sindaco Fabio Chies. Ci colleghiamo quindi subito in diretta con Lucio Zanato dalla Zoppa Sarena di Conegliano. Buonasera Lucio. Buonasera Marta, buonasera ai telespettatori di Antena 3. Sono in diretta, dietro alle mie spalle il primo consiglio comunale di Conegliano. Qualche minuto fa Fabio Chies ha giurato nella sua riconfermata carica di sindaco. Tutti presenti i consiglieri comunali, c'è stata la surroga di un consigliere e poco dopo c'è stata l'elezione della Presidente del Consiglio comunale, che è Isabella Giannelloni. Poi naturalmente in questo momento alle mie spalle c'è il sindaco che sta, dopo aver giurato, sta diciamo così, facendo le prime dichiarazioni per i prossimi passi della nuova giunta. A proposito di giunta, ci sono già i nomi, sono seduti accanto al sindaco come si deve, tra l'altro davanti a circa 200 persone. C'è stata proprio anche la coda, perché qui si entra con il Green Pass, c'è stata la coda e quindi il Consiglio Comunale, che doveva iniziare inizialmente alle 19, è iniziato con circa 20 minuti di ritardo. Allora, gli assessori sono Claudio Toppan, vice sindaco e assessore ai lavori pubblici urbanistica, poi Gianbruno Panizzutti all'istruzione, Gaia Maschio alla sociale, Chiara Piccoli alla cultura, Claudia Brugioni al turismo e poi invece Dario Iuri per il commercio e Primo Longo allo sport. Questa è la composizione della nuova giunta che affronterà i temi di Conegliano. Devo dire, abbiamo visto un sindaco molto rilassato, molto a casa propria, anche se in realtà qui siamo allo Zoppa Sarena e non in Piazza Cima. Del resto le disposizioni del Covid imponevano maggiore distanza tra il pubblico, tra i cittadini che hanno voluto partecipare a questa prima riunione. Adesso noi attendiamo di vedere i prossimi passi, che appunto sarà la presentazione della giunta, dopodiché tutto sarà rimandato al prossimo Consiglio Comunale. E da Conegliano è tutto, linea allo studio. Grazie. Allora Lucio Zanato, noi ora torniamo a parlare del caso Prosecco, vino Prosecco, che nasce nella frazione carsica di Trieste, appunto, che si chiama Prosecco. Andiamo quindi a scoprire i motivi storici dell'associazione del nome del vino con il borgo. Sentiamo. Siamo a Prosecco, frazione di Trieste, sull'altipiano carsico, a 249 metri sul livello del mare. Prosecco deriva dal nome sloveno del paese, Prosek, che significa parte del bosco tagliata in uno stretto passaggio. Siamo qui per ricostruire le origini del borgo e del vino di Prosecco, le sue origini storiche, e ci siamo affidati al giornalista ed esperto di vini Stefano Cosma. La località di Prosecco, che è una frazione del comune di Trieste, da sempre, quindi fin dal Medioevo, è stata la località che insieme a Contovello, Santa Croce, aveva il vino di punta, che era il vino di Prosecco, nel senso che anticamente era chiamato vino di Prosecco in italiano, era chiamato Prosecker Wein in tedesco, Prosecker in sloveno, quindi l'origine è indubbia. Ma c'è anche la questione Tokai, ve lo ricordate? Così si chiamava il vino, ora ribattezzato friulano. All'epoca il Friuli Venezia Giulia perse per le stesse ragioni per cui ora il tema del Prosecco dovrebbe essere chiaramente appannaggio dell'Italia. Nel 2007 l'ultima decisione dell'Unione Europea è stata quella di togliere il nome Tokai friulano a noi del Friuli Venezia Giulia, di Tokai italico ai Veneti, di Tokai rosso, eccetera, eccetera. Perché? Perché la città di Tokai in Ungheria è un toponimo, il vino ungherese si lega a quel toponimo e quindi prevale
come il parmigiano reggiano prevale sul parmesan. Quindi è una questione di principio giuridico. Il Prosek croato è il nome di un vino che non ha un legame con un'uva che si chiama così, con una località dalmata che si chiami così, mentre qui c'è la località di Prosecco in italiano, Prosek in sloveno, il cui toponimo sloveno è presente qui dal Medioevo. Linea alla regia, ora ci fermiamo per la pubblicità, tra poco. Di nuovo in diretta con il telegiornale di Treviso. Dopo le forti piogge dei giorni scorsi, buone notizie arrivano dal bacino di laminazione del quartiere di San Lazzaro. Evitati gli storici allagamenti alla Ghirada ed in programma anche altri progetti idrici per la città di Treviso. Buona la prima per il bacino di laminazione nella zona di San Lazzaro, che dopo le violente piogge dei giorni scorsi ha evitato l'ennesimo allagamento della Ghirada, un importante progetto idraulico che al momento sembra aver risolto i problemi d'acqua nella zona sud della città. Ha tenuto anche perché l'amministrazione ha investito delle risorse importanti, 1.800.000 euro per rettificare il canale Fuin e fare questo bacino di laminazione. Questo bacino di laminazione nel nubifragio scorso ha trattenuto 8.000 metri cubi, 4.000 più 3.000 nel tempo di durata del nubifragio, che invece altrimenti si sarebbero riversati sulla Ghirada, che storicamente si allagava e questa volta invece non si è allagata. Non sono però terminate le criticità idrauliche in tutta la città, pronti altri progetti di contenimento. Ci sono ancora delle criticità, stiamo intervenendo con un progetto con il consorzio Piave sulla zona di Via Selvatico, su rettifica dei fossi e la costruzione di 2 mini bacini di laminazione, e poi dobbiamo verificare degli interventi puntuali all'interno della città. Faccio degli esempi: Via Stretti, sottopasso della Chiesa Votiva, sottopasso di Selvana, eccetera, che costantemente quando ci sono forti nubifragi si allagano. 4 novembre anche a Treviso, questa mattina le cerimonie, una commemorazione però che ha lasciato perplessi alcuni cittadini. Vediamo. Onore ai caduti! Non si è suonato l'inno del Piave. Allora, visto che stiamo ricordando tutte queste cose, noi saremmo orgogliosi che l'inno del Piave in queste occasioni venisse suonato. Grazie. Un silenzio per certi versi assordante, quello di oggi per la commemorazione dei caduti nella Grande Guerra. Sottolineato dal consigliere comunale Bozzo, che si è fatto portavoce di gran parte dei trevigiani presenti alla cerimonia di Piazza Vittoria. Un inno, il Piave, che invece è risuonato in molte altre commemorazioni, per prima all'Altare della Patria, alla presenza dei vertici dello Stato. Ufficialmente sarebbe stato cancellato per la presenza già sul monumento delle colonne d'alloro, ma nella città capoluogo della provincia, simbolo del riscatto dopo Caporetto, dove diversi campanili ogni giorno intonano le note di Ea Mario, l'inno, che tra l'altro è stato anche quello nazionale alla fine della Seconda Guerra Mondiale, la canzone del Piave, insomma, non doveva mancare. Ma per chi ha partecipato non è stata l'unica lacuna della cerimonia odierna. In una giornata così bella c'era un vuoto incolmabile, che era quello della rappresentanza scolastica. Il che è incredibile, perché voglio dire, se non pretendi che le istituzioni scolastiche sentano il dovere di inviare una rappresentanza delle scuole di ogni ordine e grado, fra l'altro erano lì attaccate, c'è qualcosa dove ci sono spazi di miglioramento. Assenza giustificata con la volontà di evitare qualsiasi occasione di contagio. Ma anche qui c'è da chiedersi, per tenere viva la memoria nei giovani, anche solo una rappresentanza, magari con la bandiera delle singole scuole, come si è fatto per decenni, non avrebbe colmato questo vuoto desolante?
E 4 novembre, centenario della traslazione del Milite Ignoto, celebrati anche negli altri comuni della Marca. Pieve di Soligo, dopo la deposizione della corona d'alloro al monumento ai caduti, la piazza principale è stata sorvolata dagli aerei storici con le scie tricolori che hanno solcato il cielo. A Monastier, piantumazione del monumento verde con la terra degli 11 campi di battaglia, dove 100 anni fa sono state raccolte le spoglie degli 11 caduti, tra i quali Maria Bergamas scelse il Milite Ignoto. Che ci sia l'esigenza di ravvivare il ricordo dei caduti nella Grande Guerra, del Milite Ignoto e soprattutto della fine del primo conflitto mondiale lo confermano le risposte dei trevigiani che abbiamo sentito questa mattina. Oggi, 4 novembre, cosa si ricorda? Oddio, non lo so. Oggi è il 4 novembre. 4 novembre, no. Se dico Milite Ignoto? No, non ne ho proprio idea, no. Forze Armate? Forze Armate neanche. Oggi, cavolo. Non lo so. Oggi è il 4 novembre? No. Oggi è il 4 novembre. Cosa se ti dico Milite Ignoto? No, cavolo, no, non lo so. Milite Ignoto cosa ti ricorda? Niente. Grazie. Oggi 4 novembre, cosa si ricorda? In questo momento un po' di amici. Quanti anni sono che c'è il Milite Ignoto? Oddio, sarà dalla prima guerra? Sono 100 anni che il Milite Ignoto. Quindi più o meno, no, un po' prima. 100 anni. Quindi lo festeggiano oggi. Ho capito. Se ti dico Milite Ignoto? Non so niente. Se ti dico Forze Armate, festa delle Forze Armate? Beh, era in Piazza Vittoria, c'era una festa, mi sembra. L'ho detto prima. La festa delle Forze Armate? Basta. No, dai, non si può rifare. No, festa delle Forze Armate, però se io dico Milite Ignoto? Io dico treno, dico libertà e molta fierezza anche di essere italiano. Il 4 novembre come si chiama? Adesso non mi viene la parola, ma so che si festeggia. Se io le dico Milite Ignoto? Esatto, Milite Ignoto, sì. Cioè ricordano l'unico superstite, non superstite, ma l'unico che hanno recuperato, non so, io penso sia. A Mogliano ora cancro colorato, 18 platani, 6 dei quali lungo il terraglio sono malati e sarà necessario abbatterli. Grazie al progetto di censimento del verde avviato dall'amministrazione comunale è stata evidenziata la malattia senza alcun margine di guarigione. Dover abbattere 18 platani è sicuramente triste e doloroso, dichiara il sindaco Bortolato. Lo faremo però con grande rapidità proprio per riuscire ad arginare e sconfiggere questa contagiosa malattia colpevole di tantissimi abbattimenti in tutta Europa e di avere decimato la popolazione di platani dal 1920 ad oggi. Le alberature verranno sostituite il prima possibile, ha concluso il primo cittadino. Ed ora spazio alle notizie da Belluno e provincia. Ricomincia ad alzarsi la curva dei contagi nel Bellunese. Nelle ultime 24 ore sono emerse 48 nuove positività di fronte a un incremento notevole rispetto ai giorni scorsi. Un importante cluster nel comune di San Pietro di Cadore che riguarda prevalentemente i bambini e i ragazzi delle scuole primarie e secondarie di primo grado ha costretto autorità scolastiche e sindaco di comune accordo di sospendere le attività fino a martedì prossimo 9 novembre. Nel bollettino epidemiologico di oggi l'USL Dolomiti segnala 5 positività tra gli ospiti e 4 tra gli operatori di una casa di riposo nel Feltrino. Al momento tutti sono asintomatici e la situazione è attentamente monitorata. Ed ora parliamo di farmacie, 2 casi solo apparentemente simili, quello di 2 farmacie del Bellunese chiuse per disposizione di legge. Sentiamo. Da sempre in prima fila nella protesta di piazza contro le decisioni del governo. Parliamo di Cristina Muratori, farmacista, animatrice delle assemblee che hanno movimentato a Belluno la centralissima Piazza dei Martiri. Ora attorno a lei si è sviluppato un nuovo caso, la chiusura della sua farmacia causata dal fatto che lei non è vaccinata. La farmacia Veneggia è stata chiusa da parte dell'ULSS intanto per una settimana,
poiché non c'è al momento un direttore vaccinato. Questa decisione è stata presa anche se, appunto, pur essendoci l'obbligo di legge per i sanitari di essere vaccinati, ci sono tutta una serie di persone che hanno delle problematiche di salute che non consentono di effettuare il vaccino. Il vaccino attualmente non dà una copertura sicura per quanto riguarda la protezione degli altri, non si difende minimamente il prossimo perché il vaccino non ferma il contagio. La parola ora passa ai legali. La USL ha intimato alla farmacia di provvedere alla nomina di un direttore vaccinato e nelle more li ha invitati a non aprire. Può sembrare un busillis, ma non è così. Solo apparentemente simile, ma in realtà totalmente diverso, il caso della farmacia Franceschinelli di Frassenè, una frazione di Voltago Gordino, comune di cui è l'unica farmacia. La titolare, che si dichiara non vaccinata per motivi di salute, cerca disperatamente un direttore vaccinato che permetta di continuare a tenere aperta la farmacia stessa. Io poi sono ossessionata dalla gente perché sono qua da 25 anni, ha capito? Mm-hmm. Lei può pensare cosa sono io per loro? Certo. Non sono la farmacista, sono tutto. Il vescovo di Belluno tornerà in piazza assieme ai lavoratori di ACC e di Ideal Standard che per il prossimo 13 novembre stanno organizzando una manifestazione da definire assieme ai sindacati di categoria. Domani il giorno della verità per Ideal Standard. A Venezia il faccia a faccia socio-istituzionale con la proprietà che ha annunciato di voler chiudere lo storico stabilimento di ceramiche di Trichiana. Il 20 novembre sarà la data ultima per conoscere il destino di ACC. In mezzo, sabato 13 novembre, la manifestazione che i sindacati stanno organizzando e che anche questa volta vedrà scendere in campo la Chiesa. Non è solo la sinistra Piave, ci sentiamo un po' tutti coinvolti e forse questo è l'intento anche per cui noi come vescovi sentiamo la necessità di dare un segnale. Qualora ci fosse un momento anche forte di manifestazione, parteciperemo senz'altro. Contatti sono in corso fra la diocesi di Belluno-Feltre e quella di Vittorio Veneto, sotto cui ricade il comune di Borgo Valbelluna. I vescovi Marangoni e Pizziolo sono concordi. C'è la piena disponibilità nostra. Dico che c'è questa disponibilità per portare la sensazione di tutta una Chiesa per una situazione che è anche paradossale e assurda nel contesto in cui viviamo. Non si può penalizzare un territorio, dice Monsignor Marangoni, la storia viva delle persone, delle famiglie, delle comunità. Io mi auguro che questa sia un'ulteriore forte drammatica perché ha delle conseguenze davvero disastrose per non l'economia in senso così del profitto di qualcuno, di qualcun altro a scapito di altri, ma dell'economia come gestione insieme della vita, anche della vita civile. Ne va di mezzo la vita comunitaria oltre che familiare in questo senso qui. Questo è l'obiettivo dei vescovi che auspicano vi sia la consapevolezza che il territorio non è un ente neutro. Non può semplicemente guardare e subire. Il territorio deve essere davvero esperienza di vita comunitaria dove tutti hanno voce, dove è possibile che costruiamo un bene di tutti. Altrimenti i primi ad essere penalizzati sono sempre quelli che consideriamo più poveri, meno atti ad entrare anche nelle dinamiche del lavoro. Questo non ci è possibile accettarlo, insomma. La cronaca: da qualche giorno le abitazioni del capoluogo e dei suoi centri minori sono nel mirino di una banda di ladri. Dopo aver battuto la zona di Castioni, i malviventi si sono spostati a Mier, dove ieri sera attorno alle 18:30 la proprietaria di una casa al suo rientro ha trovato la sgradita sorpresa: stanze a soqquadro, cassaforte divelta, il suo contenuto in monili d'oro e altri preziosi spariti nel nulla. I ladri sono entrati dopo aver forzato la porta d'ingresso, modalità usata un'ora dopo
scopo anche per un altro colpo in 2 appartamenti attigui in via Biois nella frazione di Bes, dove sono stati asportati preziosi per un importo ancora da quantificare. Sopralluoghi sono stati eseguiti dai carabinieri di Belluno, che hanno avviato le indagini di rito. Ed è tutto per questa edizione, grazie per essere stati con noi. Vi lascio in chiusura, come sempre, alle nostre previsioni del tempo, il meteo. Arrivederci. Da oltre 30 anni intrecciamo la nostra storia con la storia di ognuno di voi. Maglificio Anna Maria, storie scritte a maglia. Bentrovati al meteo. Pressione atmosferica in aumento, il tempo migliora sul nostro territorio. Vediamo insieme il dettaglio di venerdì 5 novembre. Sul Veneto sarà asciutto e stabile, parziale nuvolosità alternata a schiarite anche ampie, specie nelle ore centrali della giornata. Sulla pianura possibile presenza di nebbie notturne, ma in dissolvimento al mattino. Temperature minime tra 2 e 6 gradi, massime invece tra i 12 e i 16 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche in questo caso sarà soleggiato, con cielo sereno o al massimo poco nuvoloso, qualche addensamento, ma del tutto innocuo. Temperature minime tra 3 e 10 gradi, massime sui 15-17 gradi. Infine ci spostiamo sul Trentino Alto Adige, dove avremo la stessa situazione, bel tempo e tanto sole un po' su tutti i settori. Temperature minime intorno ai 2 gradi, massime sugli 11 gradi all'incirca. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione e arrivederci. Passa a trovarci nei mercati e negozi più vicini a te e nel nuovo punto vendita di Treviso.